Leggiamo 2 Corinzi, capitolo 11, dal verso 16. Nessuno, ripeto, mi prenda per pazzo, o se no, accettatemi anche come pazzo, affinché anch'io possa vantarmi un po'. Quel che dico, quando mi vanto con tanta sicurezza, non lo dico secondo il Signore, ma come se fossi pazzo. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Or voi, pur essendo savi, li sopportate volentieri i pazzi. Infatti, se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a nostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure, qualunque cosa uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anch'io. Perché dice così Paolo? Perché c'erano dei falsi dottori che parlavano bene, si presentavano bene e chiedevano le offerte, si arricchivano a spese della Chiesa. E invece Paolo, con umiltà, aveva addirittura lavorato per non pesare. Lui dice: chi vi divora, chi vi sfrutta, chi vi umilia, voi lo accettate, dite che è un grand'uomo, e noi invece siamo così. Vado avanti. Verso 22. Sono ebrei, costoro che si erano insinuati nelle chiese? Lo sono anch'io. Sono israeliti? Lo sono anch'io. Sono discendenza d'Abramo? Lo sono anch'io. Sono servitori di Cristo? Io parlo come uno fuori di sé. Lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto questo, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per arrestarmi, e da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai alle sue mani. Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Sta parlando di lui. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Se pur volessi vantarmi non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze,
affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Signore, grazie per questa parola e questa testimonianza così chiara, così forte, Signore, che già così, letta in semplicità, ha parlato al nostro cuore. Signore, parlaci. Signore, scuoti la nostra vita. Signore, apri i nostri occhi mentre siamo qui, compunti dallo Spirito Santo. Signore, non guardare all'insufficienza di questo strumento. Signore, perdona i miei peccati, scruta i miei sentimenti, purifica le mie labbra, riempimi di Spirito Santo, manda, Signore, dal cielo quanto è necessario per sopraffare la mia insufficienza, Signore. Che siano poche le mie parole, ma tanta la tua verità, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Per i nostri adolescenti, i nostri giovani, l'hashtag di questa mattina è soddisfazione. Soddisfazione. Percorreremo un po' la strada tracciata e descritta da Paolo riguardo alla sua vita. Guarderemo i tratti della sua storia, della sua testimonianza. Sarà Paolo questa mattina a testimoniare, a parlare. Cercherò di essere il più breve possibile. Voi sapete che vi trovate davanti a una bugia, ma proverò a farla diventare una verità. Pensavo che la nostra vita, un po' come una calamita, oscilla tra stati di soddisfazione e stati di insoddisfazione nello stesso tempo. E dicevo proprio come una calamita, perché voi sapete che le calamite hanno due poli, hanno due lati. E i due lati simili, quando accostate due calamite, si respingono, devi girare. In qualche modo il nostro essere soddisfatti e insoddisfatti è una condizione della nostra vita in contemporanea. Quando noi siamo pienamente soddisfatti di qualcosa, quella soddisfazione, per forza di cose, ci rende insoddisfatti, scontenti o critici di altre cose. Quando noi siamo pienamente soddisfatti di noi stessi, pensateci, automaticamente non siamo più così tanto soddisfatti degli altri o di Dio stesso. Quando siamo pieni di gratificazione verso noi, ci eleviamo un po' di più e allora gli altri iniziano a essere meno bravi, meno attendibili, meno affidabili e siamo meno soddisfatti degli altri, più siamo soddisfatti di noi stessi. Ora, a volte a motivo siamo soddisfatti o a motivo non lo siamo. Ma qui Paolo ci presenta la sua vita. Qui Paolo racconta non delle opinioni, ma dei fatti. Quelli che abbiamo letto, di cui Paolo dice da pazzo, mi voglio vantare. Mentre leggiamo uno dice, ma di che cosa si sta vantando? Si sta vantando che a momenti moriva, si sta vantando che è stato povero fino anche a non avere i vestiti da coprirsi. Dirà a Timoteo, mentre era in carcere, agli ultimi istanti della sua vita, portami il mantello. Non ce l'aveva neanche il mantello. Di che cosa si sta vantando quest'uomo? E fa una carrellata di fatti nella sua vita, che lo pongono però a un bivio riguardo a quello che doveva avvenire nel suo cuore. Lui, tribolato, tradito dai suoi compaesani, dai suoi fratelli, gli ebrei si chiamavano tutti fratelli, uomo non esaudito da Dio. Il Signore mi ha messo un angelo di Satana per schiaffeggiarmi nel mio orgoglio e io ho pregato il Signore e il Signore non mi ha esaudito. Uomo tribolato, tradito, non esaudito
viene a un bivio e deve decidere se essere soddisfatto di sé e non soddisfatto di Dio e degli uomini o altrove. Se avesse fatto la scelta sbagliata, Paolo avrebbe detto: io sono soddisfatto di me e sono insoddisfatto di Dio e degli uomini, e ne avrebbe avuto motivo. Se noi leggiamo la sua storia, davvero potremmo dire: non ti possiamo dire niente. Noi siamo quelli che incoraggiano, siamo quelli che dicono confida in Dio, ma a te, Paolo, non possiamo dire nulla, perché dopo che ci hai fatto l'elenco di quello che hai subito, di quello che hai passato nella tua vita, ma chi ha il coraggio di dirti confida nel Signore? Ma chi ha il coraggio di dire confida nelle persone? Forse è meglio che guardi a te stesso e ti glori un po' di te stesso. Paolo poteva essere annoverato tra le eccellenze del suo tempo, uomo di invidiabile intelligenza, uomo raro nell'acume con cui guardava ai problemi, uomo sapiente, uomo stimato, un eroe, uomo di una tempra invincibile, formidabile, un uomo che davanti alle persecuzioni non si era piegato, non si era abbattuto ed era andato avanti. Riguardo a sé, Paolo davvero poteva vantarsi. Quando ai Filippesi fa l'elenco di quello che lui è, c'è da ammutolire: io, ebreo di ebrei, della tribù di Beniamino, fariseo, zelante riguardo alla legge, amavo il Signore, io ero stimato. C'è da rabbrividire davanti a un curriculum così. Sì, Paolo poteva essere pienamente soddisfatto di sé. E quando calcano la mano sulla sua vita, avrebbe potuto condannare la vita stessa e nessuno gli avrebbe potuto dire niente. Nessuno gli avrebbe potuto dire: sbagli a lamentarti un po', sbagli a indulgere nell'autocommiserazione, perché tu, l'eccellenza del primo secolo, tu, uomo stimato, sei stato maltrattato. Quelli che hai aiutato, le chiese che hai fondato, ora ti dicono che sei un poveretto, che non parli bene, e invece preferiscono gli altri, quelli brillanti, quelli che gli rubano i soldi. Sì, hai ragione a lamentarti, hai ragione a fare un po' di autocommiserazione. Piuttosto Paolo aveva ragione a cercare negli altri la causa dei suoi problemi. Non ho voluto io essere perseguitato, mi hanno seguito, hanno fatto dei manipoli di soldati, di guardie, di spie, mi seguivano nelle chiese, con l'inganno si intrufolavano tra i fratelli per farmi poi degli agguati. Io ho un motivo di accusare gli altri, di prendermela con gli altri, se sono in questo stato di miseria, se sono in questo stato di sofferenza, se sono così provato, se ho le cicatrici dei miei dolori, è colpa degli altri. E chi poteva dirgli di no? Chi poteva dirgli di no? Lo presero, lo portarono fuori da una città e lo lapidarono, e probabilmente quando lui racconta di essere rapito al terzo cielo era in quello stato tra la vita e la morte, e il Signore lo benedisse dandogli una rivelazione. Quando sembrava la fine, il Signore lo portò in alto, ma poi è scritto che si rialzò, tornò nella città a predicare. Poteva dire: è colpa degli altri. Se io ho dei segni nel mio corpo, quando parla delle stimmate, quando parla delle cicatrici, dei segni di Cristo, sta parlando dei colpi che aveva subito, probabilmente a petto nudo. Vedere il corpo di Paolo era vedere il corpo di uno martoriato. Per 3 volte fu colpito da 39 frustate. Era colpa degli altri se aveva dei problemi. E ancora di più, chi avrebbe potuto dirgli: non hai ragione? Quando, chissà, facendo la scelta sbagliata, essendo soddisfatto di sé, ma insoddisfatto degli altri e di Dio, avrebbe potuto dire: è colpa di Dio. C'è un Dio che non esaudisce. Io ho pregato,
Ho pregato 3 volte di essere liberato e Dio non mi ha esaudito. Me la voglio prendere con Dio. Bugiardi quelli che dicono invoca il Signore e sarai esaudito. Io non sono stato esaudito. Non sono soddisfatto di Dio, perché avevo un problema e non me l'ha risolto. Avevo un guaio, ho pregato, mi sono prostrato davanti a Lui, mi sono umiliato come ho insegnato agli altri e come credevo di dover fare e non sono stato esaudito. Non sono soddisfatto di Dio. Dio non ascolta, non è stato buono con me. Chi poteva dirgli di no? Stava dicendo delle bugie? Stava interpretando la realtà in un modo strano? No, lui ha pregato e non è stato esaudito. Poteva essere insoddisfatto di Dio. Fecero così Giobbe, ve lo ricordate? Ma io vado bene, io sono un figliuolo di Dio, io sono fedele, io sono anni che ti sono fedele, oh Dio, e tu mi tratti così. Ho motivo di indurire il mio cuore, ho motivo di essere insoddisfatto di te e insoddisfatto degli altri. Penso un po' a me stesso, adesso concedimi di pensare a me stesso, perché quando io ho pensato agli altri ho pensato a te, oh Dio, ne ho avuto il male. Sono soddisfatto di me, io sono l'unico che non mi tradisce, io sono l'unico in cui posso confidare. Giobbe disse così, Adamo ed Eva, oh è colpa tua, oh Dio, prima la donna è colpa di Adamo, è colpa del serpente, ma è colpa tua, Dio. Vogliamo dirla tutta, vogliamo essere sinceri, è colpa tua. Tu hai messo l'albero, tu hai messo la donna, tu hai messo la tentazione, è colpa tua, Signore. Giona disse le stesse cose, Signore, ma fammi morire. Ma tutto quello che cerco io non arriva e tutto quello che non voglio io arriva. Ma io devo essere soddisfatto di quello che tu fai, ma lasciamo stare, Signore. Geremia, tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre, mi sono lasciato ingannare, ma io pensavo ad altre vie e tu hai prodotto altri frutti. Elia, oh Signore, io ti ho servito, sono rimasto l'unico fedele, centinaia di pagani e io l'unico fedele. Ma adesso che vale la mia vita? Meglio andare nel deserto. Non sono soddisfatto di quello che hai fatto. Sono ancora più deluso di quelli che erano intorno a me e soprattutto se penso a te, non ho motivo di essere soddisfatto. Se Paolo avesse scelto di essere soddisfatto di se stesso e insoddisfatto degli altri, queste sarebbero state le sue parole. Noi possiamo fare la stessa scelta, fratelli. E devo essere sincero fino in fondo. Noi abbiamo fatto tante volte questa scelta. Abbiamo scelto davanti a tutto quello che è avvenuto di essere soddisfatti di noi e insoddisfatti di Dio e insoddisfatti degli altri. Decidere che noi avevamo ragione, noi abbiamo un curriculum di massimo rispetto e quindi se gli altri non sono soddisfatti di noi, se neanche Dio ha una qualche riguardo di quello che siamo, ci pensiamo noi, abbiamo ragione noi. E Dio è stato un po' una delusione. Qualche volta l'abbiamo detto. Ma Paolo assunse una posizione diversa. In questo bivio assunse una posizione diversa e decise di essere insoddisfatto di sé e soddisfatto di Dio. E degli altri ci arriviamo. Insoddisfatto di sé. È Paolo che parla. Quando dice io sono questo, sono quello, l'abbiamo letto più volte, dice sono pazzo se lo dico. La mia mente lucida non pensa questo. Vi sto dicendo queste cose per paragonarmi a quei falsi che vi hanno affiancato, ma io non penso questo di me. Io di me, quando guardo a me,
Sono insoddisfatto e voglio dare una notizia che ferirà qualche credente che si sta bevendo delle strane teologie. Il credente che ha conosciuto il Signore non è mai soddisfatto di sé. Il Signore è venuto per darci una bella vita, per farci far pace con noi stessi, per sviluppare le nostre virtù. Non lo trovate nella Bibbia, non lo trovate. Più conosciamo il Signore, più guardando a noi stessi non possiamo che essere insoddisfatti di noi. Se vi dispiace questa verità, io non vi posso consolare in questo, vi posso solo dire: sfogliate le pagine della Bibbia e voi scoprirete che Paolo riconosce che in sé, in Paolo, non c'è alcun bene. Lui dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Se io guardo a me, non trovo nulla di buono, non c'è niente che mi possa rendere soddisfatto di me. Quando lui parla del suo curriculum, lui dice ai Filippesi, in quella bella carrellata di qualità, a un certo punto dice, mentre ha costruito il castello dorato di questo grande uomo, lui dice: anzi, a dire il vero, io ritengo che ogni cosa che ho, che vi ho detto, che vi ho descritto di me, ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, e poi la dice tutta di sé. Anzi, chi può dirlo di noi? Chi può di se stesso dire le parole che dice Paolo di sé? Io considero tutto quello che ho raggiunto nella vita come tanta spazzatura. C'era un uomo di Dio che il Signore usò, predicatore. Non si vantava mai, nessuno sapeva come si era formato nella sua giovinezza, che percorso di studio aveva fatto, che esperienze aveva avuto. Lui non parlava mai di sé, mai. Sai che ci sono quelle espressioni: vi dico questo di me, ma alla gloria di Dio. Ma intanto ti dici quello che hai fatto tu. Mai. A un giorno morì e misero in ordine le cose che aveva lasciato, andarono nel suo ufficio, aprirono il cassetto della scrivania e lì, nel cassetto, c'era la pergamena della sua laurea. Nessuno sapeva che era un uomo di alti livelli scolastici. L'aveva messa in un cassetto. Di solito la laurea si incornicia e si appende al muro per far vedere, anche solo per dire: fidati che ho studiato, che certe cose le so. Niente. E c'era un biglietto in quelle cose senza valore. Paolo diceva così di se stesso: le cose che io ho acquistato sono spazzatura. Quello che io dico di me non mi gratifica, non mi fa sentire meglio. E io sono questo, io sono quello, io sono quell'altro. No, più dico questo, più mi sento insoddisfatto di me. Le mie qualità davanti a Dio non valgono nulla. E ancora dice: quello che io ho fatto, vi devo dire la verità, fratelli, e niente, io non ho fatto niente. Io per Dio non ho fatto niente. Quando dice sempre ai Filippesi: fratelli, voi forse mi considerate un qualcosa davanti a voi, ma vi dico la verità, io considero di non aver ancora ottenuto quello per cui sto correndo, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui io sono stato afferrato. Io ancora non ho nulla tra le mani, io non posso dire di aver fatto nulla,
Aveva l'aspirazione. Paolo perché non si fermava? Perché non aveva fatto nulla per il Signore. Qualcuno poteva dirgli: ma fratello, non ti buttare giù così, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, sei l'apostolo dei gentili, il Signore si è usato di te. Beh, quando gli dicevano così, probabilmente Paolo pensava a questi commenti riguardo a lui. Lui dice: ma io vi posso dire che per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, non ho faticato io, non l'ho fatto io, ma la grazia di Dio che è con me. Non era soddisfatto di quello che aveva fatto lui, e se c'era qualcosa che era stato prodotto nella sua vita, non l'aveva fatto lui, l'aveva fatto il Signore. Paolo scelse di non essere soddisfatto di sé, ma di essere soddisfatto di Dio. Anche se non l'aveva sempre esaudito, il suo cuore era pieno di zelo e di gratitudine per quello che il Signore aveva fatto per lui, perché Egli era il Salvatore. C'è un verso che noi conosciamo a memoria, Galati capitolo 2 verso 20, ve l'ho detto, questa mattina parla Paolo e dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, ascoltate, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. A Timoteo dirà: io ringrazio Dio che mi ha stimato degno di essere un suo servo, io che ero un peccatore, io che ero un bestemmiatore, lui ha avuto pietà di me. Io sono soddisfatto del Signore, se anche non mi esaudisce, se anche non risponde a tutte le mie preghiere, lui è il mio Salvatore, lui è il mio buon Salvatore. Quando fa il suo curriculum, riprendo il passo di Filippesi, egli dice che il Signore è stato buono con lui, e quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, dove aspettiamo il Salvatore, Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il nostro corpo, il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Io andrò in cielo, Egli trasformerà il mio corpo travagliato nelle ferite. Io sono soddisfatto di Dio, perché mi ha amato e ha dato se stesso per me. Alleluia. Possiamo scegliere di prendercela col Signore e dire: sono soddisfatto di me, sugli altri non posso contare. A Paolo scelse di dire: in me non c'è alcun bene, ma sono soddisfatto di colui che mi ha tanto amato. Sono soddisfatto di colui che ha avuto pietà di me. Sono soddisfatto di colui che mi porterà in cielo. Alleluia. E nella misura in cui Egli crescerà e noi diminuiremo, noi vedremo il frutto della sua presenza nella nostra vita. Prima parlavo degli altri e qualcuno dice: io non mi fido più degli altri, io non sono soddisfatto degli altri. Paolo testimonia che furono i giudei a frustarlo, a tradirlo, a inseguirlo per mare e per monti. I giudei, i suoi fratelli. Eppure lui scrive questo dei suoi giudei, dei suoi cari fratelli: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Abbiamo letto bene. Quelli che lo volevano morto. Lui dirà: io preferisco perdere la grazia per vedere loro salvati. Chi? Quelli che l'avevano frustato, quelli che l'avevano lapidato, quelli che l'avevano imprigionato, quelli che erano disposti anche a un agguato contro i Romani per vedere la sua morte. Per loro lui sarebbe morto per vederli salvati. Pieno di amore per gli altri. La naturale conseguenza di chi si umilia,
di chi dice io non sono nulla, non posso ergermi a giudice degli altri, io sono nulla, io sono a terra. E se sono al pari loro come peccatore, non come un uomo trionfante. Quando noi non siamo soddisfatti di noi stessi, ma siamo pienamente soddisfatti di Dio in noi, allora Dio spande il suo amore nei nostri cuori e noi iniziamo ad amare gli altri, che non sono più per noi motivo di insoddisfazione, ma piuttosto motivo di gioia. Quando amiamo qualcuno, quando lo vediamo, c'è gioia nel nostro cuore, non è così? Desideriamo stare con quel qualcuno, desideriamo promuovere il bene di quel qualcuno. Cambia tutto. Allora permettetemi di dire che forse iniziamo a essere anche soddisfatti degli altri, perché non pretendiamo più dagli altri cose che non ci possono dare. Siamo soddisfatti di Dio e questo appaga la nostra vita. Amen. Paolo scelse di fare così. Scelse di essere insoddisfatto di sé e soddisfatto di Dio e pieno di amore per gli altri. Io non so se c'è qualcuno questa mattina che ha il cuore indurito, ma so che il cuore indurito è un sintomo che non si è più soddisfatti di Dio. Sicuramente non si è soddisfatti degli altri, ma il cuore indurito è un segno di orgoglio e l'orgoglio dice che si è abbastanza soddisfatti di sé. Paolo fece la scelta opposta. Andiamo al Signore dicendo: Signore, in me non c'è alcun bene, ma fammi vedere la tua gloria. Fammi vedere quanto sei grande, fammi vedere l'amore tuo, fammi vedere la grandezza della tua salvezza, io sarò soddisfatto di te e il mio cuore sarà pieno e io ti servirò come tu vuoi.